Con Filippo De Tommaso al termine di Modena Mirandola, intanto ti chiedo le tue emozioni, visto che sei tornato qui al Palaroller, essendo uno degli ex insieme a Vincenzo Siberiani. È sempre bello tornare qui, dove ho giocato 4 anni, quindi è parte importante della mia vita, hockeyistica e non, e quindi è sempre un piacere tornare qui, conoscere, ricordare vecchi momenti con amici e con compagni di squadra con cui ho passato belle stagioni. Come giudichi la prestazione della Pico in vantaggio a fine primo tempo e poi nel secondo tempo insomma ha fatto il massimo ma non è bastato? No, è stata una buona prestazione, di sicuro siamo migliorati rispetto alle ultime performance, almeno abbiamo dato tutto quello che avevamo, è chiaro che è un momento un po' complicato, ci manca qualche giocatore, però stiamo cercando di crescere, spero sia un gradino di una scalata che dobbiamo fare per forza per raggiungere i nostri obiettivi. Ora l'ultima partita di Coppa Italia, avrete il turno di riposo e poi l'ultimo match per prepararci al meglio in vista del campionato che sicuramente resta il vostro principale obiettivo. Esatto, è un ulteriore allenamento che deve portarci a essere al top nella prima partita di campionato contro il Breganze, che è già un avversario molto ostico, però dobbiamo pensare tutte le partite come delle finali in cui possiamo e dobbiamo guadagnare punti e quindi dobbiamo partire già dallo Scandiano con la mentalità che ci porterà al campionato.